Sono stati convocati, identificati e convocati tutti in comando con le rispettive famiglie. Sono ragazzi di Mogliano, qualcuno è da fuori Mogliano, qualcuno è di seconda generazione. Quindi diciamo c'è un bel mix. Alcuni di loro si sono scusati con le relative famiglie, altri ci sono delle altre problematiche sotto che comunque sono all'attenzione nostra. Questa la conseguenza immediata del weekend decisamente sopra le righe vissuto da due bande di giovani a Mogliano, il primo composto da 16-17 anni, l'altro da under 14. Dando pallonate un po' a casaccio, prendendo di mira anche quelle che era la videosorveglianza, lanciando petardi, e pertanto siamo stati costretti a far intervenire le forze dell'ordine per sistemare quello che era il disagio che stavano creando. Un parapiglia che ha allarmato anche residenti e passanti nelle zone del Brolo, dell'ex distretto sanitario e di Piazzetta Teatro, evidenti danni con l'amministrazione che non intende chiudere un occhio. Verranno elevate ovviamente delle sanzioni, verranno fatti dei verbali e adesso controlleremo anche se ci sono stati dei danneggiamenti sia alla videosorveglianza che al patrimonio pubblico e se i danni si pagano. Sullo sfondo un episodio capitato domenica allo stesso Donadel che stava bevendo un caffè in un bar del centro quando è stato avvicinato da un avventore molesto che ha tentato di abbracciarlo chiedendogli delle sigarette. L'odore di alcol ha convinto l'assessore ad allertare la polizia locale. Che l'ha fermato, l'ha identificato, gli è stato elevato un verbale per ubriachezza molesta. Storia che non finisce qui. Il problema è che poi è stato ritrovato anche con l'auto, quindi Era alla guida dell'auto. esattamente. È stato denunciato una seconda volta. Sì, ovviamente sono stati fatti tutte le verifiche del caso con fermo del mezzo, patente e altro.